Fu amore a prima vista. Parliamo della coppia favarese formata da Giuseppe Messinese e Maria Garraffo, che ha festeggiato sabato scorso 50 anni di matrimonio. Il signor Giuseppe vide quella che fu poi sua moglie affacciata dal balcone e se ne innamorò subito. Così decise di farsi notare il 27 marzo del 1967 durante i festeggiamenti della Madonna. La bella e giovane Maria era uscita per la tradizionale processione insieme alle sue cugine quando notò tra la gente Giuseppe e anche per lei fu subito amore. Iniziò quindi un amore segreto, fatto di messaggini scritti a mano che si mandavano tramite un complice. Man mano questo amore, fatto di rispetto dell'uno verso l'altro, nelle lettere si davano del lei, è cresciuto fino ad arrivare al fatidico sì. Convolarono a nozze il 24 gennaio del 1968. Dalla loro unione nacquero 4 figli, Lia, Rosa, Eleonora e Onofrio, che li hanno resi nonni di 12 nipoti. Sabato scorso il rinnovo delle promesse presso la chiesa San Calogero di Favara. I festeggiamenti del 50° di matrimonio sono stati posticipati rispetto al 24 gennaio per fare in modo che tutta la famiglia fosse presente. Alla famiglia Messinese Garraffo vanno i nostri migliori auguri.